Nel 2024 sono state oltre 4.000 le persone assistite a domicilio in Friuli, Venezia e Giulia nell'ambito delle cure palliative, l'82% con patologie oncologiche e il 17,8% affette da malattie croniche non oncologiche. A questi si aggiungono 1.230 ricoveri negli hospice regionali, dove la prevalenza di pazienti oncologici ha raggiunto l'89%. Sono alcuni dei dati contenuti nel nuovo piano regionale delle cure palliative 2025-2027, approvato all'unanimità dalla terza commissione consigliare del Consiglio regionale. Il documento, elaborato dalla Direzione Centrale Salute, definisce gli interventi per rafforzare e rendere più omogenea la rete delle cure palliative sul territorio, con l'obiettivo di garantire una presa in carico tempestiva, continuità assistenziale e un approccio multidisciplinare a sostegno di pazienti e famiglie. La cura palliativa non può fermarsi soltanto al tema oncologico, la vita è a tempo per tutti e quindi la vita deve essere vissuta nel migliore dei modi e noi dobbiamo garantire a tutti di poterla vivere nel modo migliore. Per coloro che sono colpiti da malattie che evidentemente portano al fine vita, per gli affetti che stanno intorno a queste persone, quindi è una cosa molto complessa che ha a che fare anche con scelte conseguenti. Non si può dire di essere d'accordo a prescindere con queste cose e poi non essere conseguenti con i modelli di riorganizzazione che diventano necessari. Il piano prevede quindi il potenziamento delle unità domiciliari con copertura 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e l'aumento dei posti letto negli hospice per raggiungere gli standard previsti. Sono inoltre nel piano il rafforzamento delle attività ambulatoriali, una più stretta collaborazione tra ospedale, territorio e medici di base, l'utilizzo della telemedicina e il coinvolgimento del terzo settore. Un programma formativo pluriennale coinvolgerà infine 350 professionisti sanitari. Il voto di assenso non è assolutamente una delega in bianco, perché un tanto lo dobbiamo naturalmente non solo alle famiglie e agli ammalati, ma anche ai professionisti che hanno redatto questo piano di potenziamento della rete, che sono quelli che lavorano ogni giorno nell'ambito delle cure palliative a domicilio negli ospedali e negli hospice.